Buonasera e benvenute, benvenuti. Sono molto contenta di ritrovarvi per questo nuovo anno insieme con Rive. Quest'anno il ciclo di seminari che avrà una cadenza più o meno mensile con diciamo così uno spazio che andrà da gennaio fino ad aprile, è dedicato a un tema che ci sta molto a cuore e che anche, se mi permettete, un tantino meno tradizionale rispetto al tema che abbiamo affrontato l'anno scorso. Ci occuperemo quest'anno di forma e norma nella cultura del lungo Rinascimento veneziano, regola, giudizio e misura. L'idea è quella di sedere idealmente intorno a un tavolo studiosi provenienti da ambiti disciplinari diversi che si interrogheranno sul tema della normalità e sull'impatto che appunto questo tema ha nella costruzione, potremmo dire, di idee, luoghi, attori, pratiche, e chiaramente sconfineremo anche in campi disciplinari, se vogliamo, collaterali a quello di nostro primo interesse, cioè la cultura figurativa del Rinascimento veneziano. E lo faremo grazie alla presenza di alcuni studiosi, come la nostra ospite, nonché coorganizzatrice del seminario di oggi, Manuela Bragagnolo, che si occupano ad esempio di fisionomica, di diritto, di storia del diritto, di storia delle immagini a uso della storia del diritto, e quindi di pratiche che hanno a che fare con la cultura delle immagini senza dubbio, ma non con la cultura cosiddetta propriamente storico-artistica. Dunque sapete che noi abbiamo un sito internet, quindi potete trovare tutte le informazioni sul seminario sul sito internet del Centro Studi Rive. Vi annuncio che oltre appunto alla storia del diritto avremo anche il piacere di ospitare Umberto Cecchinato, che si occupa di storia che insomma è un musicologo e si occupa anche di storia della danza, e ci presenterà un seminario dedicato al lato oscuro della danza rinascimentale. E poi l'ultima, avremo una seduta interamente dedicata alla storia dell'architettura, dove ovviamente per forza di cose il tema che ci interessa ha un peso decisamente importante, e che sarà diciamo così animata da Gianmario Guidarelli, che presenterà le sue ultime ricerche su la cultura architettonica monastica, e poi da Yasen Kagudel, che invece ci presenterà un volume recentemente uscito che ragiona proprio sul tema che in qualche modo fa perno nel nostro seminario. L'ultima seduta, quella del 18 aprile, sarà invece dedicata alla presentazione di un progetto di ricerca appena concluso, a cui anche Rive ha in qualche modo collaborato, quello dedicato alla pubblicazione in versione digitale delle Mariegole veneziane, con sapete, le Mariegole veneziane, quindi gli statuti delle corporazioni dei mestieri veneziani, affiancato da un'interfaccia di ricerca che consente di appunto ragionare tematicamente su questa straordinaria fonte disponibile al Museo Correre. E poi presenteremo noi del Centro Studi Rive un progetto di ricerca che stiamo avviando con una certa fatica, una certa difficoltà, lo confesso, dedicato alla committenza artistica delle corporazioni veneziane. Io a questo punto lascio la parola a Martina, che è appunto un'altra delle coorganizzatrici del seminario di quest'anno insieme a Giovanni Maria Fara, e che ci presenterà la nostra ospite di oggi. Bene, buonasera a tutti. Allora, la nostra ospite di questa sera è più che una ospite perché in realtà è un po' l'anima di questo tema che Rive affronta quest'anno, e fa particolarmente piacere perché in realtà è la prima volta che si vive in modo attivo eh, l'intento di un approccio interdisciplinare, no, al Rinascimento. Quindi siamo particolarmente felici di avere qualcuno che proviene da una disciplina apparentemente molto lontana dalla storia dell'arte, che
si colloca nell'ambito delle scienze giuridiche. No? Credo che Manuela insegna storia delle dottrine politiche e ha fatto un dottorato in studi giuridici comparati e europei, credo. È strano, comparati e europei, comunque non voglio approfondire la questione. Tutto questo lo fa all'Università di Trento, ma è anche ricercatrice, adesso affiliata, dopo essere stata ricercatrice, al Max Planck Institute a Frankfurt, istituto per la storia e la teoria del diritto, e ha insegnato anche a Ginevra, se mi ricordo bene, e anche in Francia, a Lione, ed è stata ricercatrice invitata alla Columbia e collabora a un progetto di ricerca anche con l'École Française de Rome, molto interessante peraltro perché è un progetto che si concentra sugli spazi urbani, la presenza straniera e l'economia o le economie. I suoi interessi di ricerca e anche gli argomenti che hanno portato a importanti pubblicazioni sono, lo vorrei ricordare in particolare perché è un personaggio al quale sono molto affezionato, che è Muratori, sempre quindi in un contesto europeo, no? Le relazioni e l'influenza esercitata dal pensiero di Muratori a livello europeo. Poi si occupa ovviamente di quello che sentiremo oggi, quindi la fisionomica e i suoi intrecci con l'ambito sia giuridico che artistico e anche quello della medicina. Avrò dimenticato moltissime cose, sì. Un'altra cosa per noi è molto interessante è anche il rapporto con come dire, l'elaborazione del sapere e poi la trasmissione del sapere e la rielaborazione del sapere attraverso la stampa, quindi il mercato librario che è un tema sempre molto presente. Quindi a questo punto lascio a Manuela la parola e la ringrazio ancora. Grazie. Da sola. Beh, grazie infinite Martina e Valentina di questa bellissima introduzione e di questa presentazione che appunto ha ricordato un po' i miei pellegrinaggi vari. Io sono davvero felicissima di essere qui, sono felicissima di essere stata accolta da Valentina in questo fantastico centro studi. Per quello che ho visto è veramente rappresenta come le cose dovrebbero essere fatte e è una sorta di bolla ideale che finora ho visto solo qui. Quindi sono davvero felice e molto emozionata di presentarvi un po' le mie ricerche, che appunto questo seminario mi ha un po' costretto a rivedere da un altro punto di vista e quindi ecco anche per quello sono particolarmente grata a voi per succede sempre anche a me di avere il telefono acceso ogni volta, il mio è spento, sì, non si sa mai. E quindi ecco, sono davvero, vi sono grata per tutte le domande che vorrete farmi, i commenti e le osservazioni, perché appunto questo dialogo tra discipline implica il fatto che io qui mi muovo in un terreno che è solo parzialmente il mio. E quindi sono sicura che da voi posso avere tutta una serie di suggestioni e di domande che magari io non mi farei. Quindi ecco, vi ringrazio in anticipo e penso sia proprio un po' questo, o questo è il modo in cui mi piacerebbe davvero un po' iniziare questo dialogo, che sono davvero curiosissima anche di vedere nel suo sviluppo poi nei prossimi incontri che si presentano tutti come estremamente interessanti. Quindi ecco, grazie in anticipo e grazie a Valentina per questa possibilità e per tutta l'ispirazione che mi dà e mi ha dato in questi mesi in cui abbiamo riflettuto un po' sul seminario. Ok, allora vorrei partire, vediamo un po' di setting.
Allora, qui dovrei riuscire a fare così e voi dovreste esattamente vedere la presentazione. Allora, questo è un po' il titolo della mia presentazione di oggi, appunto il modo in cui vedo la mia ricerca in questo contesto, e parleremo appunto di giudizio per immagini, identificazione e rappresentazione. Vorrei che teneste a mente queste due dimensioni rispetto a quello che vi andrò a dire più avanti, della natura umana a Venezia. E qui vi dirò fra un secondo, Venezia la intendo in senso un pochino lato, comunque ne parleremo. Allora, vorrei cominciare con un'immagine descritta, quindi non tanto, c'è anche un'immagine figurata, ma soprattutto la fonte da cui la prendo è appunto più un'immagine descritta che che ritroviamo in un libro manoscritto del Cinquecento. E questo libro è molto voluminoso e è intitolato Contra la sofistica disciplina dei giureconsulti. Si tratta di un libro in cui l'autore parla molto della natura dannosa della pratica dei giuristi per il governo pubblico. E l'immagine viene utilizzata per parlare della scienza, in particolare della scienza politica, della sua essenza e dei suoi limiti. E soprattutto rende visivamente l'idea che superando questi limiti una scienza smette di essere tale e diventa una disciplina corrotta e pericolosa. Allora, l'immagine è quella di un naso deformato, e la fonte è la retorica di Aristotele, che più si allontana dalla regolarità e dalla medietà aristotelica, diventando o troppo uncinato o troppo camuso, più perde la sua funzione e la sua essenza e smette di essere un naso. Questo è un po' quello che viene descritto nel testo, che se volete potete leggere. Allora, l'autore di questo passaggio e del libro manoscritto di cui stiamo parlando è Giovanni Ingegneri, e è un giurista veneziano che si forma a Padova negli anni 40 del Cinquecento e poi diventa vescovo a Capodistria. È un giurista che è anche l'autore di un trattato di fisionomica intitolato Fisionomia naturale, su cui torneremo più avanti. Allora, questa è, diciamo, un'immagine e una similitudine che mi aiuta a introdurre 3 aspetti di cui vorrei parlarvi oggi e su cui vorrei poi dialogassimo insieme, chiedendovi un po' la pazienza di ascoltarmi anche magari deragliare un po' in terreni che sono più quelli della storia del diritto, quindi vi chiedo pazienza un po' se andremo anche un pochino in quella direzione. Quindi gli aspetti di cui vorrei parlarvi e che questa immagine mi aiuta a introdurre sono il rapporto tra i giuristi della Venezia della prima metà del Cinquecento o del Cinquecento e l'economia dei saperi. Allora, l'economia dei saperi è un'espressione che viene utilizzata in particolare da 2 storici della medicina che a me piacciono molto, uno è Raffaele Mandressi e l'altro è Elisa Andretta, e lo hanno usato per descrivere i confini porosi tra la medicina e le altre discipline nel Cinquecento. Quindi, secondo appunto questi autori, e lì vedete l'indicazione di un numero monografico che hanno curato, e nell'introduzione parlano proprio di questa idea dell'economia dei saperi, spiegano e mostrano come i medici della prima età moderna erano esperti e scrivevano di molte altre cose, di ars oratoria, di antropologia, di cartografia, di storia naturale. E appunto un po' ispirata, cioè questa idea a me torna molto utile perché nei giuristi io vedo un fenomeno simile. Quindi anche i giuristi della prima età moderna erano interessati ad altri saperi, erano esperti di altri saperi e scrivevano con cognizione di causa anche in altri ambiti del sapere. In particolare quelli che ho avuto modo di studiare io erano esperti di medicina ed erano esperti di fisionomica, che appunto ritorneremo fra un attimo su una brevissima storia della fisionomica, ma appunto probabilmente saprete che si trattava all'epoca di una scienza
fin dal Medioevo profondamente legata alla medicina, e un tipo di grammatica che permetteva di leggere nei segni visibili sul viso e sul corpo delle persone diversi tipi di segni, la forma, il colore, la consistenza delle parti del corpo o appunto la grandezza delle parti del corpo, assolutamente elencate dalla testa, dalla testa ai piedi. Quindi questa grammatica permetteva di leggere in questi segni visibili sul corpo l'inclinazione interiore dell'anima. Allora, si trattava, come sapere, di una sorta di laboratorio, e qui vi rimando, se siete curiosi, agli studi di Ian McLean, che ha lavorato molto sull'interpretazione dei segni sia in ambito medico che in ambito giuridico che in ambito fisionomico, e ha proprio mostrato questa sorta di la fisionomica come un laboratorio in cui diversi ambiti del sapere più che altri si incontravano. E di fatto giudici, medici ed esperti di fisionomica condividevano quello che era un paradigma congetturale, con una particolare attenzione al tema del segno. Se vogliamo appunto provare a trarre degli elementi in comune tra questi saperi, il paradigma congetturale e l'attenzione al tema del segno era sicuramente uno degli elementi che li accomunava. La semiotica medica si basava su un'inferenza logica di appunto tutta una serie di dinamiche interne di malattie sulla base di segni esterni del corpo. Ma le congetture erano anche parte integrante del sistema probatorio nella procedura giuridica, e su quello magari vi dirò due cose fra un po'. I segni, in particolare, facevano parte delle prove artificiali, secondo la retorica classica, che nel Cinquecento diventa particolarmente rilevante in ambito giuridico. E appunto, come potete immaginare, anche la fisionomica, proprio per il meccanismo su cui si fondava, era un'arte congetturale, cioè sulla base di segni esteriori tendeva appunto, era una scienza che permetteva di rivelare le inclinazioni che non erano visibili, che erano inclinazioni interiori, le rendeva visibili in qualche modo, ma c'era anche lì un processo di inferenza logica da qualcosa che era visibile, noto, a qualcosa che era ignoto. Allora, vedremo, cercherò di raccontarvi come i giuristi integrano la medicina e la fisionomica nella loro riflessione, soprattutto nella pratica giuridica, in un momento in cui, e questo è un altro aspetto che vedremo insieme, l'ambito legale e giudiziario diventa una sorta di osservatorio privilegiato per medici ed esperti di fisionomica che contribuiscono con le loro osservazioni dirette a migliorare, a implementare quello che è il catalogo classico dei segni fisionomici, che, come vedremo, era attribuito ad Aristotele, o comunque Aristotele era uno degli autori più rilevanti per appunto la delineazione di questi segni. Quindi appunto uno degli aspetti che vedremo è proprio anche questo mondo giuridico come un osservatorio per gli esperti fisionomica. Un altro aspetto che l'immagine di cui appunto vi parlavo mi permette un attimo di mettere in luce è la questione della norma e della normalità di cui Valentina parlava all'inizio. È un'immagine che mi permette appunto di richiamare la vostra attenzione su l'interesse che un giurista ha nell'utilizzare un'immagine fisionomica per riflettere sul concetto di norma, di anormalità e di anomalia, quindi i limiti del normale in qualche modo. E un terzo aspetto su cui appunto vorrei e spero ci sarà un dialogo dopo il mio intervento, è che appunto mi pare di vedere che in questo momento l'osservazione e la teorizzazione in ambito artistico contribuisce
a definire i criteri utilizzati dai giudici per eseguire il giudizio fisionomico nei tribunali. Quindi c'è proprio una sorta di sovrapposizione o mutua influenza tra i criteri delineati per l'identificazione di una certa natura umana, anche in ambito giuridico, e quelli identificati per la rappresentazione artistica. Ma appunto su questo spero che avremo da discutere. Appunto in questa slide vi ho riportato l'espressione mentalità fisionomica, che è un'espressione che usa Tommaso Casini nel suo libro sui ritratti parlanti, che appunto in cui Casini parla della fisionomica come appunto di una pratica estremamente diffusa, una pratica che era, diciamo, creava una sorta di vai e vieni tra l'osservazione del reale e la pratica e la realizzazione artistica. Sappiamo ad esempio che Paolo Giovio era solito passeggiare nella sua galleria di ritratti di uomini illustri per leggere la moralità delle persone ritratte, cogliendo quindi le regole fisionomiche. Stessa cosa Federico Borromeo guardando l'Ultima cena di Leonardo, quindi c'era questa idea di leggere nei tratti fisionomici la moralità dei personaggi e allo stesso tempo trarre il catalogo di regole. Quindi ecco, questo tipo di mentalità secondo me va oltre questa riflessione legata ai ritratti e in qualche modo si allarga anche allo studio degli uomini e anche nell'ambito dei tribunali. Diciamo, a contribuire a questa, diciamo, questo sviluppo dell'osservazione di tipo fisionomico c'è e alla diffusione di questa mentalità fisionomica tra 4 e 500 c'è sicuramente l'importanza che la fisionomica assume in ambito artistico e appunto questo tipo di disciplina viene utilizzata sia per dipingere che per leggere la moralità delle persone ritratte. Un esempio che probabilmente conoscerete è proprio quello del De Sculptura di Pomponio Gaurico, in cui c'è proprio una sezione anche piuttosto corposa dedicata ai segni fisionomici, che segue una sezione dedicata alla simmetria. Quindi ecco, c'è proprio un entrare della fisionomica nella manualistica, diciamo, indirizzata soprattutto agli artisti, e vedremo al contempo una parte della riflessione, della teorizzazione artistica entra nei trattati fisionomica. Dunque, vedremo come la fisionomica viene utilizzata nei tribunali in cui c'era un particolare interesse a leggere la natura umana. Quindi i giuristi erano particolarmente interessati a capire che tipo di persona avevano davanti e dovevano giudicare. E appunto in quello che vi dirò e che vi sto continuando ad anticipare, cercherò in qualche modo e vorrei vedere un po' come la pensate voi anche da questo punto di vista, di indagare quello che è il potere delle immagini nel mondo del diritto in un modo che è in qualche modo diverso e complementare a, diciamo, aspetti più studiati come quelli della pittura infamante o delle condanne in effigie. Qui appunto cercheremo proprio di vedere come la fisionomica o di studiare la fisionomica come parte della procedura giuridica. Il contesto, come vi dicevo prima, è quello di Venezia e di Padova, perché se parliamo di produzione, di riflessione giuridica, Padova è sicuramente un centro che dobbiamo prendere in considerazione e appunto cercherò di farvi vedere una sorta di contaminazione anche tra gli attori che si occupano delle questioni di cui vi parlerò.
e in pratica è un tipo di riflessione che ci porta a tracciare dei fili tra personaggi più o meno noti. Soprattutto, diciamo, gli attori di cui mi occupo io sono autori di opere o manoscritte o a stampa, giuristi, e abbiamo visto un attimo Giovanni Ingegneri, che è uno degli eroi di questa storia, Marco Antonio Bianchi, che è un professore a Padova, autore di un trattato sugli indizi che vedremo, o anche giuristi pratici come Francesco Casoni d'Oderzo, sempre attivi più o meno negli stessi ambiti, nello stesso momento. A questi, diciamo, si intrecciano esperti di medicina come Agostino Nifo, che è attivo un po' prima, ma comunque le cui opere circolano ancora molto a Venezia e a Padova a metà del Cinquecento, Antonio Pellegrini, che è un altro esperto di medicina legato alla scuola grande di San Marco, e esperti di fisionomica come Della Porta, e si sa ancora poco del soggiorno di Della Porta tra Venezia e Padova negli anni 70, e poi infine attori e autori rilevanti per la teorizzazione artistica come Paolo Gallucci. Ecco, questa è un po' la mia mappa di attori che cercherò di mettervi in scena. Ma prima volevo molto rapidamente dirvi due cose sulla fisionomica e la storia della fisionomica, a meno che non stiate seguendo un corso sulla fisionomica e sappiate già tutto, e quindi posso passare questa parte. Sì, ok. Bene. Allora, nel Cinquecento lì vedete appunto il frontespizio di quella che è l'opera che in qualche modo riassume, non innova particolarmente, ma soprattutto riassume quello che è il sapere fisionomico del momento, che è l'Umana Fisionomonia di Giovan Battista Della Porta, la prima edizione in latino del 1586, complessissima storia editoriale con molte edizioni, traduzioni, ritrasformata 1000 volte. Però ecco, lui la definisce, riprendendo una definizione appunto che ritorna in molte opere fisionomiche, come legge e regola della natura, dall'etimologia, della natura umana. Quindi stiamo sempre parlando di un tipo di scienza che permette di leggere la natura umana, di legge e regola della natura umana. Quindi che permetteva di comprendere la natura, e lì parliamo di inclinazioni morali e intellettuali degli uomini attraverso la lettura di segni esterni. La metafora che si usa di più e che troviamo in tutti i testi fisionomici è quella della finestra sul cuore. Quindi l'idea è proprio quella di aprire una finestra sul cuore e di rendere visibili in tutti i segni sul viso e sul corpo le invisibili inclinazioni umane. Era una grammatica che permetteva di leggere e di formulare un giudizio. Anche giudizio è una parola che ritorna nei testi fisionomica, in particolare in un testo di Michelangelo Biondo, che è un altro attore interessante e autore di opere di fisionomiche legate al mondo veneziano. L'opera si intitola De Cognitione Hominis per Aspectum. E quindi anche lì un giudizio sull'interiorità delle persone. Vi ho parlato appunto di che tipo di segni, e particolarmente importante, diciamo, uno dei testi di riferimento è un trattato di fisionomica attribuito ad Aristotele, che appunto, oltre ad indicare diversi metodi di interpretazione dei segni, presta particolare attenzione all'analogia con il mondo animale. Quindi è un'analogia legata al sillogismo fisionomico che è già descritto negli analitici primi, e quindi il riferimento col mondo animale, proprio per la loro maggiore semplicità, permetteva una mediazione che era considerata necessaria per poi comprendere le inclinazioni morali degli uomini. Allora, si tratta però chiaramente di un sapere antico, dall'origine duplice, medica e divinatoria, che giunge in Occidente circa nel XII secolo, con le prime traduzioni di testi greci e arabi. E appunto, come vi dicevo, fondamentali furono le traduzioni del Secretum Secretorum attribuito ad Aristotele. Una parte è un trattato di fisionomica, e
dei Fisiognomonica, questa è un'altra versione dell'opera fisionomica di Aristotele, tradotta da Bartolomeo da Messina, qua siamo più o meno attorno al 1260. In questo modo la fisionomica diventa una scienza, la scienza del libro di Aristotele. Allora qui, se siete curiosi e volete leggere qualcosa di più, vi suggerisco gli studi di Iole Agrimi e di Joseph Ziegler, e loro hanno proprio mostrato il processo di integrazione della fisionomica nell'ambito dell'insegnamento universitario, specialmente nella Facoltà delle Arti, a partire dal XIII secolo, e il suo consolidamento come scienza, soprattutto negli ambienti universitari colti attorno al mondo universitario, che implica l'adozione di un canone di testi e di modelli teorici e comunicativi nell'ambito della filosofia naturale scolastica. E il quadro teorico all'interno del quale la fisionomica diventa una scienza è proprio quella della medicina ippocratico-galenica e dell'anatomia, attraverso la quale vengono spiegati, cioè avviene una spiegazione causale del rapporto tra un segno e l'inclinazione morale o intellettuale. Questo è un po' il quadro di riferimento. E l'idea generale che è alla base di questo tipo di marco teorico è proprio l'idea dell'equilibrio e della proporzione tra le parti del corpo come espressione di un equilibrio tra gli umori e gli elementi del corpo. Quindi l'idea che la sproporzione tra le parti del corpo corrispondesse a una sproporzione interna, interiore dell'anima e quindi una cattiva natura. È un modello che si perfeziona nel XIII secolo, qui avete appunto alcuni autori, Michele Scotto, Alberto Magno, Pietro D'Abano e poi nel 400 Michele Savonarola, e poi ulteriormente volgarizzata con Girolamo Manfredi, questo Il perché o Trattato de Homine, che ha un successo strepitoso. Lo rivedremo a Venezia, compaiono moltissime edizioni anche per tutto il Cinquecento. Ok, come va fino qui? Mi fate un segno anche se avete domande o questioni o dubbi, potete interrompermi, c'è la facoltà di interruzione, quindi insomma se vedete che non sono chiara, per favore fermatemi. Sono bene finora? Ok, ottimo. Allora, vi dicevo della dimensione del giudizio come appunto insita nell'operazione intellettuale dell'esperto di fisionomica, ma diciamo la fisionomica fin dal Medioevo è parte della procedura legale. Allora, probabilmente se... Allora, qui cambiamo e andiamo qui. Se appunto vi dico fisionomica e procedura legale, probabilmente l'autore che a qualcuno di voi può venire in mente è Lombroso e la nascita dell'antropologia criminale. Lì chiaramente siamo in un altro contesto, siamo alla fine dell'Ottocento, e diciamo è l'associazione più naturale da fare e quella più nota. Se pensiamo appunto al ruolo della fisionomica in ambito giuridico e giudiziario. Tuttavia si sa un po' meno che la fisionomica è parte della procedura e della procedura criminale fin dal Medioevo, in particolare la fisionomica, diciamo la fisionomia di una persona, che è quella che studiamo attraverso la fisionomica, era costituito uno degli indizi che il giudice poteva valutare, quindi gli indizi lasciati all'arbitrium del giudice, per disporre la tortura. Allora, forse può essere utile che apra una piccola parentesi sulla procedura giudiziaria nel processo romano canonico, giusto per darvi un'idea di cosa stiamo parlando. Allora, c'erano varie fasi nel processo romano canonico, che è quello, diciamo, in atto
anche nel Medioevo e in parte anche nel Cinquecento, anche se nel Cinquecento, soprattutto a Venezia, la questione è più complessa, ma se volete poi ci ritorniamo. Allora, erano previste varie fasi e gli indizi in queste varie fasi avevano un ruolo diverso. Il sistema era definito un sistema di prove legali, per cui diciamo che prevedeva una raffinata graduazione delle prove, le congetture, le presunzioni, i segni e gli indizi erano le prove più deboli, mentre la piena prova si poteva ottenere con la testimonianza concordante di almeno 2 testimoni o con la confessione. Diciamo, questi erano i livelli diversi di graduazione delle prove e il peso diverso che questo tipo di prove avevano nel processo. Diciamo, c'era una fase inquisitoria generale per accertare la commissione del reato e speciale, cioè per accertare la colpevolezza del reo, che è il termine tecnico dei testi che i testi utilizzano per indicare l'imputato, e per il passaggio tra la prima e la seconda fase c'era già bisogno di tutta una serie di indizi, cioè gli indici ad inquirendum. Quindi per poter proseguire l'inquisizione speciale erano necessari alcuni indizi, stessa cosa se si doveva incarcerare in questa fase il reo. Il fine di questa inquisizione era acquisire la piena prova di colpevolezza, appunto abbiamo visto i diversi livelli e gradi di prova, quindi o la testimonianza concorde di 2 testimoni o la confessione. Seguiva comunque l'interrogatorio formale e se l'interrogatorio formale non avesse prodotto la piena prova, il giudice poteva disporre la tortura. Per poter disporre la tortura erano necessari alcuni indizi specifici che venivano appunto elencati e il cui, diciamo, uso e la cui valutazione era lasciata al libero apprezzamento del giudice. Tuttavia si stabiliscono nel tempo e nella pratica diverse regole per riuscire a diciamo, regolamentare un po' questo arbitrium. Seguiva quindi la fase della pubblicazione del processo e la fase difensiva che prevedeva che precedeva poi la decisione della causa. Quindi gli indizi in generale non potevano fondare una sentenza. Dico in generale perché soprattutto verso il Cinquecento e nel Cinquecento il sistema contemplava la possibilità di irrogare delle pene straordinarie e queste potevano essere appunto potevano essere stabilite sulla base di indizi lasciati al libero apprezzamento e il valore di queste pene, di questo meccanismo pena straordinaria, indizi indubitati, perché allora in quel caso gli indizi dovevano avere delle caratteristiche precise, assume una particolare importanza quando il sistema della prova legale entra in crisi nel Cinquecento. E quindi vedremo che quando il sistema entra in crisi si sviluppa anche un certo tipo di letteratura in cui gli indizi hanno un altro valore. Ci arriviamo fra un secondo. Prima volevo farvi vedere il primo passaggio, che è il passaggio che troviamo in un commento di un giurista del Trecento, famosissimo, Baldo degli Ubaldi, che si continua a ripubblicare, è davvero il riferimento, uno dei riferimenti come autore di commentari giuridici dell'epoca. E lui parla degli indizi per la tortura in un commento al Codice di Giustiniano e lì fa riferimento alla fisionomica, chiaramente, alla fisionomia e alla fisionomica come scienza. Allora, qui avete appunto la slide e come vedete contrappone una buona fisionomia a una mala fisionomia e diciamo la ragione è che chi mostra una cattiva fisionomia si rivela essere più incline al crimine. Specifica che appunto si tratta di un particolare tipo di indizio che genera una presunzione
specifica non rispetto alla commissione di un determinato delitto, ma una presunzione sulla natura della persona. Quindi distingue, non si tratta di un indizio legato alla commissione di un determinato delitto, ma un indizio che crea una presunzione sulla natura della persona e in particolare genera la presunzione di un'inclinazione al crimine. L'aspetto, secondo me, più interessante di questa citazione, che comunque in sé è interessante e rivela questa attenzione e apertura dei giuristi ad altri saperi, è che rinvia al trattato di fisiognomica attribuito ad Aristotele, è appunto l'ultima linea che vi ho indicato, che quando Baldo scrive, il commentario è databile verso la fine del 300, la fisiognomica, come vi dicevo, è una disciplina accademica e una scienza profondamente legata alla medicina. Quindi abbiamo un giurista che rinvia al trattato di fisiognomica. Allora, questa coppia Baldo-Aristotele attraversa tutte le pratiche criminali del Medioevo e della prima età moderna, che sono appunto dei testi pratici, proprio legati alla pratica giuridica e quindi diciamo un portato della pratica, una fotografia della pratica, un tipo di letteratura che proviene direttamente dai pratici del diritto. E in questo tipo di letteratura, nella sezione legata agli indizi per la tortura, gli autori di riferimento sono sempre Baldo e Aristotele. Si cerca sempre un po' di, diciamo, specificare e di controllare questo uso della fisionomica nei tribunali. Allora, da un lato i giuristi concordano nel dire, diciamo, da un lato nel dar conto di prove empiriche di utilizzo della fisionomica nei tribunali. Paride del Pozzo, che è un autore di una di queste pratiche criminali, dice di aver utilizzato 2 volte questo tipo di indizio di giudizio fisionomico e di aver avuto ragione. Oppure concordano sul fatto se molte persone dovevano essere torturate, si doveva iniziare con quella che aveva una cattiva fisionomia e si riprende il termine mala fisionomia. Vi chiedo solo di fissare un attimo questa cosa perché ci ritorneremo alla fine. E d'altra parte si precisa anche l'altra indicazione di Baldo, che diceva che non si tratta di una presunzione su un delitto determinato, ma di appunto una presunzione sulla natura umana e che quindi non era sufficiente la fisionomica come una cattiva fisionomia come unico indizio per disporre la tortura, ma servivano altri indizi concordanti per poterla stabilire. Come vi dicevo, nel 500 inizia a entrare in crisi questo sistema delle prove legali e quindi i giuristi tendono a dare particolare attenzione al tema degli indizi, proprio perché, come vi dicevo, si apriva questa finestra della pena straordinaria da comminare sulla base di indizi indubitati e lì è un po' dove la novità fa breccia e si cerca di sfruttare questo meccanismo per risolvere questo problema di questa crisi delle prove legali che non garantivano nessun tipo di flessibilità. E quindi lì si cerca di usare questo meccanismo per dare una certa flessibilità al sistema. E sono soprattutto anche qui giuristi legati allo studio di Padova o alla pratica nei tribunali della terraferma a dare una prima sistematizzazione, una prima teorizzazione a questo tema degli indizi. Uno di questi è Marcantonio Bianchi, che magari avrete forse incontrato per altre vie. Comunque, Marcantonio Bianchi nel 1543
è il primo docente della cattedra di diritto criminale a Padova. Padova è la seconda università che istituisce una cattedra di diritto criminale dopo quella di Bologna, la vogliono gli studenti, viene istituita e Bianchi è il primo professore di diritto criminale. Nel 1945, quindi 2 anni dopo, pubblica un trattato sugli indizi in particolare dell'omicidio premeditato, che lui trae dalle lezioni sul De Questionibus del Digesto, che è una sezione del Digesto dedicata alla tortura, che tiene a Padova proprio in quegli anni. Quindi dal corso sul De Questionibus del Digesto, lui trae questo trattato sugli indizi. Dalla dedica e dall'epistola al lettore si capisce che appunto questa necessità di riorganizzare questi indizi era legata ai molti errori che lui vedeva in atto nella pratica giuridica, giudici che disponevano tortura senza avere una base sufficiente e quindi lasciavano a dei tormenti insopportabili delle persone senza avere il supporto giuridico sufficiente e allo stesso tempo lasciavano impuniti dei reati gravissimi. Quindi sulla base di tutta una serie di errori che lui vedeva, decide di focalizzarsi sugli indizi e di organizzarli in un unico volume. Dalla dedica degli studenti si capisce che anche gli studenti avevano richiesto questo testo come compendio di ciò che aveva pubblicamente appunto dettato agli studenti a lezione. Anche qui ribadisce proprio a causa dei numerosi errori nella pratica. Parentesi, questo è un esempio chiaro di come sia utile leggere sempre i paratesti in tutti i testi che appunto incontrate, perché appunto danno un sacco di informazioni utilissime rispetto al contesto in cui uno scritto viene dato viene scritto e viene dato alle stampe. Allora, la fisionomica, anche qui, la fisionomia, diciamo, di un reo rientra negli indizi per la tortura e qui vediamo che Bianchi riprende di nuovo la riflessione di Baldo e riporta anche l'evidenza empirica di Davide Del Pozzo, che aveva fatto 2 volte il giudizio fisionomico e aveva funzionato. Un aspetto che ci può interessare in questa storia è che Marcantonio Bianchi è professore di ingegneri, quando ingegneri a Padova nel 1946, perché troviamo ingegneri presenziare a una laurea a un esame dottorale di un suo collega e tra i professori che si immagina fossero anche professori di ingegneri c'è proprio Bianchi. Quindi possiamo cominciare a intessere la nostra rete di indizi e vedere come il nostro giurista, autore di un trattato giuridico contro la sofistica disciplina dei giureconsulti, vescovo e anche autore di un trattato di fisionomica, era chiaramente al corrente delle novità di insegnamento e delle novità editoriali apparse esattamente in quegli anni quando lui era studente proprio di Bianchi. Allora, un altro personaggio interessantissimo è Francesco Casoni e qui, se siete curiosi, vi rimando agli studi di John Jeffries Martin. Adesso, diciamo, in queste ore, in questi giorni, dovrebbe uscire una special issue che abbiamo appunto curato insieme proprio su appunto sul giudizio visivo, sul Journal of Medieval and Early Modern Studies della Duke, e poi Martin ha scritto anche altri articoli proprio dedicati a Casoni. Allora, è un giurista di Oderzo che studia a Padova e è un pratico del diritto come assessore nella terraferma veneta, prima a Feltre nel 1953 e poi a Brescia nel 1961. E anche lui è l'autore di un trattato sugli indizi, anche questo, come il trattato di Bianchi, stampato da Cominditrino. Anche lì, se pensiamo al mondo della stampa e alle stamperie come luoghi di sapere,
cominciamo anche lì a tirare dei fili, e poi lo vedremo. Nel suo trattato degli indizi in qualche modo sviluppa di più la questione della fisionomia come indizio di tortura. Non è più come in Bianchi e come in tutte le altre pratiche criminali rispetto alle quali vi ho graziato, ma fidatemi, cioè c'è sempre proprio lo stesso meccanismo, Aristotele e Baldo, e questi elementi di indicazione. Diciamo, Casoni va oltre e innanzitutto sistematizza visivamente gli indizi, cioè lì graficamente li riorganizza non più in ordine, numerandoli appunto in ordine presumibilmente legato proprio al De Questionibus del Digesto e agli altri luoghi in cui si trovavano, ma qui diciamo è disposto più logicamente e reso anche visivamente tra gli indizi ex persona. Non so se riuscite a vederlo e non mi ricordo se ho fatto uno zoom qui, no? Vabbè, comunque diciamo è il quarto del primo gruppo di indizi. E appunto anche lì nell'introduzione si tiene a sottolineare che è lui l'autore di questa riorganizzazione anche visiva e grafica degli indizi in questo modo. Quindi questa riorganizzazione sistematica. Qui vi ho riportato solo il sommario della sezione che lui dedica alla fisionomica e alla chiromanzia. Quindi qui innanzitutto proprio se leggete un po' i temi di cui si occupa, non fa più il semplice riferimento alla letteratura giuridica, dice proprio che tipo di sapere è, cioè appunto che si tratta della comprensione della natura e delle inclinazioni umane a partire dal corpo, dagli occhi, dal volto e dalla fronte, e fa riferimento alla storia notissima del fisionomo Zopiro, che appunto tutte le fonti e tutti i trattati di fisionomica riportano questa storia. Aveva individuato nei tratti fisionomici di Socrate l'immagine di una estrema tendenza al vizio, e Socrate aveva detto che era così, solo che lui con la ragione era riuscito a riorientare e a vincere questa sua inclinazione. È un passaggio, c'è anche la versione con Ippocrate, comunque ecco, è un passaggio che viene tendenzialmente usato per sottolineare la natura congetturale della fisionomica e ha un peso soprattutto quando la questione del libero arbitrio diventa una questione essenziale. Quindi c'è tutto il problema proprio legato anche alla stampa dei testi di fisionomica. Improvvisamente c'è proprio sia nei dibattiti accademici sia nelle pubblicazioni, un sottolineare la natura puramente congetturale della fisionomica che non poteva determinare il comportamento, non permetteva di prevedere di fatto il comportamento degli uomini, ma solo di individuarne l'inclinazione. Oltre a questo, che già comunque rivela un interesse che va per la fisionomica in sé come tipo di sapere, che va oltre la mera indicazione dell'inizio. Qui è come dire, Casoni indica e dà conto di un riferimento a quella che era la scienza in quel momento. Con originalità parla anche della chiromanzia. Allora, sottolinea che era una pratica solitamente non presa in considerazione dai giuristi, ma che poteva dare tuttavia qualche indizio sulla natura umana. Allora, qui chiaramente la questione è duplice, pone il problema del legame tra la fisionomica e le arti divinatorie, che non smette mai di esistere, ma comunque nell'ambito della fisionomica medica c'è anche tutto un filone della chiromanzia che sottolineava come anche la lettura delle linee sulla mano potesse permettere di leggere le inclinazioni morali e intellettuali, e in particolare i dibattiti accademici dell'epoca
il dibattito più noto è quello di Alessandro Achillini, e mi pare, ci ritorniamo dopo, però dovrebbe essere stampato attorno agli anni 40 o agli anni 50, proprio sul soggetto, sull'oggetto della fisionomica e della chiromanzia, i limiti della fisionomica e della chiromanzia come sapere scientifico. Quindi diciamo è un momento in cui anche nei dibattiti accademici questi due saperi vengono trattati insieme. Quindi io qui vedo una consapevolezza di un dibattito che all'epoca era esattamente su queste questioni. Ancora più interessante è un altro testo di Casoni, che è un dialogo umanistico, questa volta stampato nel 1561, l'anno in cui è proprio assessore a Brescia, De arte accrezione in criminum causis disserendi, e lì fa una lunga riflessione sui segni come una delle prove artificiali della retorica classica. Interessantissimo perché usa ampiamente la letteratura medica nel dare la definizione di segno, oltre alla definizione di Aristotele, la definisce anche utilizzando la definizione data da un medico, che è Giovanni Argenterio, che è autore di un testo De Signis Medicis, e lui, senza citarlo, in questo trattato usa la definizione di Argenterio. Quindi anche qui porosità tra i saperi e capacità dei giuristi di andare a pescare nelle fonti mediche senza nessuna difficoltà. Ma poi menziona anche i segni, e questo è un po' il passaggio che vi ho individuato, i segni che rivelano ai giuristi, ai medici e ai teologi la natura dell'uomo, signa nature. E anche qui il riferimento è ai segni fisionomici. Non ne parla, non li elenca, ma dà proprio conto che ci sono dei segni che rivelano la natura umana che sono importanti per i giuristi, i medici e i teologi. Come va? Bene? Ok, ottimo. Allora, a questo punto probabilmente vi chiederete cos'era la fisionomica a Venezia quando compaiono questi testi sugli indizi. Quindi a cosa aveva in mente Casoni sostanzialmente quando scrive e fa riferimento a quei testi sugli indizi. Allora, io ho iniziato a compilare un piccolo elenco che non è assolutamente esaustivo, è giusto una prima sensazione su quali erano le pubblicazioni in ambito fisionomico stampate a Venezia o scritte da autori che erano basati a Venezia o veneziani, e in qualche modo la fisionomica è un po' dappertutto. Allora, tra il 1540 e il 1560 ci sono numerosissimi scritti di fisionomica, e qui li avete in ordine cronologico, diciamo si possono raggruppare in tre tipi di gruppi. C'è il primo più legato al mondo accademico, che erano testi in latino. Allora, come vi dicevo, 1544 Michelangelo Biondo, che era un medico veneziano, De Cognizione Hominis per Aspectum, è stampato a Roma, ma giusto un anno prima che Biondo ritorni a Venezia, e Biondo nel 48 stampa anche le decisioni e fisionomie di Pietro D'Abano. Nel 45 e nel 50 vengono pubblicati il De Subietto, Fisionomia e Chiromanzia di Achillini, di cui appunto vi parlavo prima, e i commentari di Agostino Nifo ai Parva Naturalia di Aristotele. Questo è un altro modo in cui diciamo, la fisionomica continua a essere parte della discussione accademica ed erudita, cioè continua a essere stampata come uno dei testi all'interno della raccolta delle raccolte Parva Naturalia di Aristotele, che spesso contengono testi diversi. In alcune di queste raccolte compare anche la fisionomica commentata da medici utilizzando fonti mediche. Quindi diciamo è ancora un tema e un oggetto di un dibattito erudito nel mondo attorno all'università, e profondamente legata alla medicina. Quindi ci si interroga sullo statuto epistemologico della fisionomica,
e sul tipo di logica che era sottesa, il tipo di dimostrazione che era sotteso al giudizio fisionomico. E appunto i commentari di Nifo ancora una volta si basano su fonti mediche e si ribadisce questa idea di una cattiva complessione del corpo e di una cattiva inclinazione morale come, diciamo, qualcosa che viene mostrato da una cattiva fisionomia. Il secondo gruppo, non so se li ho qui o se li ho, no, sono forse in parte soprattutto qui, sono testi in volgare, quindi accanto alla produzione più accademica in latino ci sono anche dei testi in volgare. Il primo appunto è questo De Homine, il perché di Girolamo Manfredi, che ha moltissime edizioni, moltissime ristampe. Alcune novità come ad esempio il De Re Militari di Vegezio, che viene ristampato anche negli anni 40, e anche lì c'è una sezione sulla fisionomica. I segni della natura dell'uomo di Pellegrini, su cui ritorneremo, e anche dei testi manoscritti come della Milizia Marittima di Cristoforo Canal, che dà grande importanza alla fisionomica. Infine un terzo gruppo che è più a partire dagli anni 60, in cui Venezia è la sede di traduzioni italiane di testi di fisionomica. Gli occulti miracoli della natura di Levinio Lemnio, l'examen de ingenios di Quarte, che viene tradotto da Camillo Camilli, e la traduzione italiana del Libri delle proporzioni umane di Dürer, di Paolo Gallucci, a cui, come immagino sapete, Gallucci aggiunge un quinto libro che è di fatto un trattato di fisionomica per i pittori. Questo è un po' il contesto. Allora, come vi dicevo, una innovazione della fisionomica del Cinquecento rispetto alla fisionomica medievale è appunto la rilevanza di quest'arte nell'ambito artistico e l'uso della fisionomica da parte degli artisti. Allora, qui mi sono stati utili diciamo, gli studi di Pamela Smith e di Raffaele Mandressi, che hanno lavorato nel campo della botanica e dell'anatomia e hanno dato grande importanza allo sguardo di artisti e artigiani inteso a rappresentare artisticamente le piante e il corpo non solo nella conoscenza naturale, nella conoscenza magica, ma anche nell'idea della conoscenza scientifica in quanto tale, rispetto in particolare al valore epistemologico dell'osservazione diretta nella produzione del sapere. Allora, qua io in qualche modo lo vedo nell'apporto degli artisti nello sviluppo dei testi di fisionomica, cioè l'idea della teoria artistica delle proporzioni e della simmetria che entra nei testi di fisionomica. Allora, qui appunto sicuramente non serve che vi faccia riferimento all'apporto di artisti come Leonardo e Dürer rispetto alle proporzioni di Vitruvio e alla creazione di una sorta di antropometria scientifica. Quello che vorrei giusto ricordare è l'interesse non solo all'idea di bellezza, al canone, alle proporzioni, ma soprattutto alla variazione, al rendere la varietà di tipi umani. E in particolare Dürer nel terzo libro varia geometricamente i parametri della simmetria. Allora, quello che fanno gli esperti di fisionomica è proprio fare riferimento al criterio delle proporzioni come strumento per affinare il giudizio fisionomico sull'inclinazione morale interiore. Quindi le misure delle proporzioni e delle sproporzioni per affinare la misurazione e la rappresentazione delle buone e cattive inclinazioni morali. Allora, un esempio sicuramente noto
è quello appunto, come vi dicevo, del quinto libro che Paolo Gallucci aggiunge ai 4 della simmetria dei corpi umani di Dürer quando li traduce, e che vengono pubblicati nel 1591 o 1592, a seconda che intendiamo More Veneto o no. E appunto in questo quinto libro definisce una precettistica non meno fiduciosamente oggettiva, tutta rivolta all'espressione delle passioni e delle inclinazioni morali e intellettuali. Qui faccio riferimento agli studi di Massimiliano Rossi. E appunto in questo quinto libro è una sorta di manuale di fisionomica ad uso dei pittori. Forse un esempio meno noto è questo, e che è appunto un dialogo sui segni della natura dell'uomo, stampato nel 1545, di Antonio Pellegrini. Allora, è un dialogo ambientato a Venezia, in particolare il primo dei 2 libri su una gondola vicino all'isola di Murano, e i protagonisti sono Edwin Arveld, che allora era ambasciatore inglese di Enrico VIII a Venezia e è protestante, Martin Zornosa, che è console spagnolo a Venezia ed è cattolico, il medico Alessandro Dolce, fratello di Lodovico, autore del Dialogo della pittura, e quest'ultimo si manifesta nel secondo dei 2 libri di cui ha composto il dialogo. È appunto una conversazione interessantissima tra personaggi che erano effettivamente all'epoca attivi a Venezia, di estrazione, formazione, nazionalità e interessi diversi, e che tutti discutono di questa scienza che permetteva di leggere i segni della natura di ogni individuo. È interessante che nelle prime 2 edizioni che vengono pubblicate mentre Pellegrini è in vita, il titolo rimane questo, nelle edizioni postume il titolo cambia in Fisionomia naturale. Allora, l'autore, vado magari un po' veloce perché mi rendo conto che qua sto parlando già da un po', comunque vale la pena che vi dica 2 cose. Non si sa molto, e appunto le prime ricerche che ho iniziato a svolgere le ho fatte anche seguendo i suggerimenti di Valentina. È un cittadino veneziano e svolge il ruolo di primo piano presso la Scuola Grande di San Marco. In particolare è attivo tra il 46 e il 73, e nel 52 è nominato Guardian Grande della Scuola di San Marco. Come autore è estremamente attivo, diciamo che ha un ruolo attivo nell'editoria veneziana, pubblica 4 volumi, 4 libri, e per tutti e 4 chiede il privilegio di stampa come autore. Lo chiede attivamente. E diciamo nel dialogo abbiamo un'informazione anche sulla rete in cui è inserito. Allora Arvel, che era appunto l'ambasciatore inglese a Venezia, è uno, diciamo, animava un circolo intellettuale di cui Pellegrini sicuramente faceva parte. Il dialogo mette in scena anche delle differenze confessionali. Arvel è ambasciatore inglese protestante e non riconosce la fisionomica come una scienza legittima, e quindi ha il ruolo di chi critica questo sapere, mentre la difesa viene affidata allo spagnolo cattolico Sornosa, che appunto ribadisce e replica a tutti i commenti alle critiche. L'autore della dedica è Cristoforo Canal, che è autore di questo manoscritto della milizia marittima, e all'epoca era capofila del reclutamento della riforma della milizia marittima legata al reclutamento dei rematori per la flotta, e appunto è colui che decide di stabilire l'impiego dei galeotti al posto di uomini liberi nella flotta. E qui è molto divertente perché nella dedica dice che appunto lui pubblica il manoscritto senza il consenso dell'autore, mentre in realtà sappiamo che il consenso dell'autore c'era perché chiede il privilegio di stampa. Quindi, insomma.
appunto ci sono molti punti in comune tra il testo di Pellegrini e quello di Da Canal, in cui la fisionomica viene utilizzata proprio per stabilire i criteri per scegliere i migliori rematori sulle galee. E c'è una sorta di strizzata d'occhio tra il testo di Da Canal, il manoscritto, e l'opera di Pellegrini, perché appunto a un certo punto lui appunto Da Canal scrive che è felice di aver appreso che quanto lui aveva imparato dalla propria esperienza trovava conferma nella letteratura scientifica dedicata ai segni della natura dell'uomo. Qui riporta proprio il titolo dell'opera di Pellegrini, quindi insomma c'è una sorta di sguardi incrociati, oltre al fatto che l'esperienza e l'uso dell'esperienza diretta per implementare e migliorare il canone di segni aristotelico è un elemento caratteristico anche del testo di Pellegrini. Allora, nella prima parte è un'interessantissima epitome di tutti i dibattiti sulla fisionomica del tempo e una volgarizzazione della fisionomica aristotelica, con anche dei riferimenti chiaramente sempre taciti ai dibattiti e ai commenti accademici. Ma soprattutto la parte che interessa di più a noi è la seconda, quindi il secondo libro, in cui tutta la riflessione è incentrata sul concetto di proporzione. Quindi è lì che all'interno di un testo di fisionomica, in cui una prima parte è tutta dedicata alla fisionomica aristotelica, la seconda è tutta legata alla riflessione sulla definizione di bellezza, sulla questione della proporzionata misura delle parti del corpo come segno di un temperamento e di affezioni umani, e proprio fornisce anche tutte le misure delle proporzioni umane, le giuste e proporzionate misure, soprattutto del volto, ma anche del corpo, ma anche le misure e degli elementi per visualizzare e per smisurare la sproporzione come segno di cattiva natura. Allora, vi dicevo che appunto l'osservazione è proprio un punto centrale che lui rivendica, e appunto Pellegrini in qualche modo spera che le sue osservazioni possano essere utili in futuro ai nuovi esperti di fisionomica. Queste osservazioni si vedono, diciamo, soprattutto quando si tratta di criminali. Allora, in un passaggio che è estremamente interessante, lui fa riferimento da un lato all'osservazione dei medici, quindi riporta l'osservazione diretta dei medici sui criminali e unisce questa osservazione diretta dei medici sui criminali con l'immagine visiva del volto concavo, che anche se non lo cita è tratto dal terzo libro di Dürer. Allora, qui magari appunto ce la leggiamo. E hanno osservato appunto parimenti alcuni moderni dottori che i micidiali, ladroni, sprezzatori di legge di Dio ottengano nel mezzo della faccia una certa concavità, e poi appunto associa di nuovo la questione della concavità e della deformità con l'inclinazione d'animo malvagio. Questa definizione e questa, diciamo, citazione la troviamo anche nel quinto libro che Gallucci aggiunge ai 4 di Dürer, nel capitolo che riserva alla diversità di facce convenienti e diverse immagini, stessa immagine, solo che questa volta appunto fa riferimento espresso a Dürer e al terzo libro. Questo appunto per mostrarvi questa davvero compenetrazione tra ambiti del sapere e tra la medicina e le categorie pensate per rappresentare la natura umana. Ma si tratta, se guardiamo un po' al contesto e a cosa fanno i medici, che tipo di osservazioni fanno i medici in questo periodo, e ci spostiamo un po' da
Padova, a Milano, anche se comunque Cardano ha vissuto vicino a Padova per un sacco di anni. Un medico come Cardano nel De Subtilitate fa anche lui riferimento alle proporzioni. Appunto c'è un capitolo del De Subtilitate, è il capitolo 11, che è dedicato alla forma umana, in cui riprende anche lui tutte le proporzioni, e tra l'altro è lo stesso passaggio che anche Daniele Barbaro usa nel suo commento alla volgarizzazione di architettura di Vituvio. Quindi sono tutte citazioni che rimbalzano tra ambiti del sapere e testi diversi. Ma soprattutto un aspetto interessantissimo di Cardano, che è medico ma anche esperto di fisionomia, di metoposcopia e di chiromanzia, è proprio l'attenzione che riserva nel De Utilitate, che invece è pubblicato qualche anno dopo, nel 61, alle fisionomie criminali. Quindi un capitolo, libro terzo, capitolo 11, dedicato al modo in cui si possono conoscere i vizi degli uomini, chiaramente, lui dice, attraverso la fisionomica, la metoposcopia e la chiromanzia. La metoposcopia era la lettura delle linee sulla fronte, e appunto qui c'è proprio tutto un capitolo sulle fisionomie criminali. Lui è più interessato alla varietà, quindi alla tassonomia, descrive varie tipologie di criminali, e diciamo l'elemento che accomuna queste varie tipologie di criminali è la bruttezza, sostanzialmente. Alcuni avevano la testa appuntita e gli occhi rossi, alcuni, i fures, avevano le dita irregolari e la fronte e il viso pelosi. È estremamente dettagliato nel descrivere queste tipologie criminali. E appunto dà conto ancora una volta del modo di questo sguardo incrociato tra, in questo caso, il mondo della medicina, il mondo del diritto, ma comunque tenendo presenti tutti i criteri legati alle proporzioni del corpo umano che erano presenti anche agli artisti. Un altro dei nostri, ecco qui vi avevo appunto, se volete poi ci ritorniamo, se volete leggervi nel dettaglio la descrizione dei fures, ci ritorniamo. E un altro autore che si occupa di fisionomica e che ci permette di capire questo incrocio di mondi diversi è appunto Della Porta, da cui siamo partiti. Anche lui nell'Umana Fisionomia fa tutta una descrizione delle tipologie, recupera alcune descrizioni di criminali dal patibolo, quindi c'è un riferimento al mondo criminale anche nel Trattato di Fisionomia. Però diciamo quello che mi interessa dirvi qui è proprio l'importanza dell'osservazione diretta per Della Porta. Allora, una testimonianza di questo la troviamo nella dedica al lettore della Chirofisionomia, che è un testo dedicato alla fisionomia delle mani, che è stampata postuma nel 600, e lì insiste e spiega davvero la natura sperimentale delle sue osservazioni e la natura sperimentale delle osservazioni sui criminali imprigionati. Cioè lui parla di questa abitudine che aveva di visitare le prigioni pubbliche e di ispezionare attentamente le mani e i piedi di numerosi criminali, che poi confrontava con quelle degli animali, con lo stesso atteggiamento scientifico che aveva nel redigere la sua fisionomia. Qua siamo appunto come nell'introduzione del trattato sulla fisionomia delle mani, quindi è normale che sia più interessato alla fisionomia delle mani e dei piedi. Riferisce anche di un accordo che aveva col boia napoletano, Antonello Cocozza, dà anche il nome, che si impegnava a chiamarlo dopo ogni esecuzione per permettergli di disegnare, di osservare, di disegnare sulla carta i segni che erano presenti sul volto e sulle mani dei criminali, o
di farne addirittura dei calchi in gesso. E la ragione, e qui vi chiedo appunto un po' di attenzione, era che secondo lui i criminali erano particolarmente interessanti da osservare perché non avevano voluto moderare le loro inclinazioni malvagie con la ragione. E quindi per questo non seguivano la ragione, ma seguivano i sensi, la natura depravata dei sensi, e pagavano alla fine questa scelta di seguire le inclinazioni malvagie e di non moderarle con la ragione. E per questo il mondo dei criminali costituiva un osservatorio privilegiato. Cita San Tommaso l'idea di complessione, quindi l'idea che la maggior parte delle persone seguono le inclinazioni umane, e per questo, e questo è uno degli aspetti che rende sempre Della Porta estremamente interessante, le previsioni fisionomiche generalmente erano vere, perché nella maggior parte dei casi non si riusciva a moderare le inclinazioni con la ragione e quindi appunto era verosimile che le persone seguissero il senso. Quindi questo ci permette forse di formulare un po' l'ipotesi che oltre al fatto di vedere la fisionomica nei tribunali come parte della procedura giudiziaria, diventa anche un'osservazione, come un osservatorio privilegiato da parte dei medici e degli esperti di fisionomica per studiare la fisionomica in sé. E appunto questo permette di creare un altro incrocio tra questi mondi. Allora, se avete ancora pazienza un momento, ho l'ultimo passaggio di questa mia chiacchierata che ci riporta un po' all'inizio. Dunque, abbiamo visto testi giuridici che trattano di fisionomica come parte della procedura penale. Abbiamo visto l'ambito giuridico e giudiziario come un campo di osservazione per l'analisi fisionomica. Rimane ancora moltissimo da capire. Uno degli aspetti, uno degli elementi appunto che forse adesso saremo interessati a sapere è quali erano i criteri che usavano i giudici nei tribunali per appunto fare il loro giudizio fisionomico. Allora, un testo che forse ci permette di almeno avere qualche indizio su e di formulare qualche ipotesi in questo senso è la Fisionomia naturale di Ingegneri, che appunto il testo in qualche modo è l'autore da cui siamo partiti. Come vi dicevo, Ingegneri è un giurista veneziano che si forma allo studio di Padova, è, come vi dicevo, uno studente di Marcantonio Bianchi e allo stesso tempo diventa vescovo di Capodistria e nell'ambito della giustizia del vescovo fa anche il giudice. Un dettaglio cruento è in qualche modo anche un assassino. Le carte appunto legate alla sua nomina a vescovo rivelano che aveva ucciso un uomo, però per legittima difesa sostanzialmente. Quindi diciamo, se pensiamo a Ingegneri, il legame col mondo accademico va oltre la sua formazione, perché tra il 70 e il 72, come vicario del vescovo, presenzia anche agli esami di laurea in diritto e in medicina e arti. E quindi questo lo mette in contatto con tutti i professori di diritto e di medicina, che insegnavano nello studio in quegli anni lì. Non pubblica nulla mentre è in vita e la Fisionomia naturale viene pubblicata nel 1606 per le cure del nipote a Napoli. Il nipote è Angelo Ingegneri, più noto dello zio. Angelo cerca di pubblicare anche il trattato giuridico, ma non ci riesce. Rispetto a questo testo vorrei sottolineare due cose: la natura medica del trattato fin dalla dedica al lettore. Come vedete appunto nel testo che vi ho trascritto, lui aspira appunto a creare una scienza superiore a quella del fisionomo, e il modo in cui lo fa
è quella proprio di dimostrare i testi degli antichi fisionomi con le ragioni tratte dalla filosofia naturale, dalla medicina e dall'anatomia. Quindi il cuore dell'opera è proprio costruito da queste spiegazioni causali che erano basate sulla teoria degli umori e sul legame tra il segno fisico e l'inclinazione morale intellettuale. Lo presenta come qualcosa di nuovo, come una scienza nuova, anche se, come abbiamo visto, può essere anche interpretato come il portato di una lunga tradizione di dibattiti accademici che era attiva anche appunto mentre scrive lui. Allo stesso tempo non c'è solo la teoria medica, ma fa anche riferimento alla teoria artistica, in particolare ai concetti e alle misure delle proporzioni. È un testo in cui non c'è un riferimento specifico alla sua esperienza di giudice e di giurista. È un trattato di fisionomica, però secondo me il fatto che lui sia un giurista e un giudice ci può far pensare che quello che scrive di fisionomica fosse utilizzato da lui quando si trovava nei tribunali e considerava la fisionomica all'interno degli indizi per eventualmente disporre la tortura. E appunto l'ultimo passaggio che voglio vedere insieme a voi è proprio legato alla faccia deforme come segno di malanatura. Questo è uno dei capitoli della fisionomia di Ingegneri. Qui vi ho riportato l'edizione di Viterbo edita da Discepolo del 1626, che è l'unica edizione che ho visto finora con delle illustrazioni. Allora, da un lato il riferimento è, non vi stupirà, la letteratura medica, in particolare, senza citarlo, ma fa riferimento a un passaggio molto noto del secondo libro dal-Mansorem di Rasi, che è un medico arabo del IX secolo e che rientra a far parte di questo canone di testi fisionomici di cui vi avevo parlato all'inizio. Quindi questo secondo libro dal-Mansorem è uno di quei testi diciamo che rientrano nei testi canonici di fisionomici. Poi volgarizzato da Manfredi. Questo passaggio si trova anche nel perché di Girolamo Manfredi. Quindi se leggiamo la versione di Manfredi, appunto la faccia deforme e brutta non può essere buono se non rare volte chi ha la faccia deforme, perché appunto la bontà dell'anima segue la bontà della complessione. Quindi anche qui nulla di estremamente innovativo, ma comunque il riferimento a una letteratura medica specifica che faceva parte del sapere fisionomico. Allo stesso tempo, nello stesso capitolo, fa anche riferimento alla definizione di bellezza, cioè da un lato appunto la faccia deforme è un segno di cattiva natura, allo stesso tempo la bellezza è un segno di una natura estremamente buona e fornisce anche qui le misure che ritroviamo nella letteratura artistica del tempo e in particolare sono le regole indicate da Ficino nel commento al Simposio di Platone. Lo stesso tipo di misure le troviamo anche nel dialogo della pittura di Dolce, lo stesso Dolce che era nel dialogo di Pellegrini, nel quinto libro di Gallucci e anche nei segni della natura dell'uomo di Pellegrini. Quindi il volto con una buona proporzione, quando oltre ai bei lineamenti e ai bei colori era di larghezza pari a 1/8 dell'intera altezza dell'uomo, 3 volte la larghezza del naso, i semicerchi delle orecchie formavano un cerchio grande quanto la bocca aperta, insomma questo tipo di definizione si trova che rimbalza ovunque. Quindi diciamo la bellezza misurabile secondo i criteri della proporzione era per il giurista ingegneri il criterio attraverso il quale era possibile misurare la buona natura delle persone. Quindi diciamo questi caratteri numerici, questa misura in qualche modo della bellezza e della bontà permetteva di formulare un giudizio sulla buona e sulla cattiva natura dell'individuo. Allora, qui
spero di avervi un pochino mostrato questa porosità di saperi e questa mutua influenza di criteri per rappresentare da un lato la natura umana e rappresentarla anche artisticamente e comprenderla anche in sede giudiziaria. E questo passa appunto per i medici e gli esperti di fisionomica interessati a rendere in qualche modo un'immagine del criminale. Qua forse potrei essere tentata di dire che ingegneri o di tornare in qualche modo al passaggio di baldo da cui siamo partiti, in cui veramente si parla di buona e cattiva natura, e di dire che qui ingegneri in qualche modo vuole dare più sostanza, cercare dei criteri per definire questa buona e questa cattiva natura, in qualche modo per misurarli e per renderla, o almeno per renderla visibile. E diciamo la deformità come opposta, come categoria opposta rispetto alla proporzione e alla simmetria, può essere intesa come una sorta di categoria antropometrica più raffinata per questo giudizio visivo nel processo. Ci sono alcuni indizi anche nella letteratura giuridica successiva in cui vediamo che cattiva natura e mala natura viene sostituita con la parola deforme, però al momento appunto sono indizi, se volete ne parliamo, e direi che finisco qua. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. E qui siamo impazziti tutti. Spero siate sopravvissuti. Grazie. No. Intanto grazie moltissimo per questa splendida, così splendido inizio dell'università, davvero di che divertirsi durante l'anno accademico. Ecco, mi viene da dire che la faccenda per noi storici dell'arte, ma insomma sarebbe opportuno anche che uscissimo forse una volta tanto, appunto come diceva Martina, qui siamo davvero in territorio interdisciplinare, quindi ormai le discipline le abbandoniamo. È ovvio che però io non posso non farmi tentare da una questione che mi sembra in qualche modo estremamente rilevante per noi storici dell'arte, cioè cosa ci fanno poi gli artisti, i pittori, gli scultori con la fisionomica, perché insomma in realtà è qualcosa di forse soltanto ancora scarsamente indagato rispetto a quello che ci ha illustrato appunto Manuela. E mi viene subito da fare una domanda, ma poi lascio lo spazio al pubblico ancora numeroso, a Manuela, e cioè anche tu ci hai mostrato con grandissima perizia, in maniera molto approfondita, la varietas di fonti che sono però trattati, no? Cioè siamo in un confine ancora molto teorico, che però dovrebbe servire in qualche modo l'esercizio pratico, cioè l'esercizio del mestiere, l'esercizio del giudizio. E allora mi chiedevo se ci fossero delle indagini che in qualche modo approfondiscono, meglio ci danno un po' la traccia di come praticamente la fisionomica fosse utilizzata nei processi. Mi spiego meglio. Ecco, tu dici, possiamo immaginare che ingegneri che scrive un trattato di fisionomica, quando fa il giudice, usa questi strumenti per formulare il proprio giudizio sulla natura umana del reo. E però abbiamo delle tracce, mi viene da dire, documentarie, cioè proprio nei processi registrati presso le magistrature veneziane, ma non solo, ovviamente, di
Così, ecco, un giudice che motiva per esempio la disposizione della tortura per un reo perché appunto la faccia deforme, il naso, la concavità, il naso. Ecco, questa è già una prima curiosità che mi viene da sottoporti. No, grazie ancora per essere rimasti. Mi sono accorta adesso che è tardissimo, quindi scusate. Allora, ovvio, cioè questo è chiaramente l'altro lato della medaglia che io non ho ancora guardato, però sarebbe chiaramente interessantissimo andare a vedere le carte processuali con quest'occhio qui, perché è un tema che finora non è stato molto studiato. Può essere che non sia stato visto, può essere che non ci sia, però sì, è una cosa senz'altro da vedere. Diciamo, quello che è un po' più studiato, soprattutto, però ecco, anche lì più dal punto di vista della teoria che però anche pratica, perché quando ho parlato di questi testi, diciamo, il contesto in cui mi sento più comoda, la mia zona comfort sono i testi a stampa e i manoscritti, ma diciamo sulle carte dovrei iniziare e sarebbe bene farlo. Per quanto riguarda la trattatistica di cui ho parlato, queste pratiche criminali in cui vengono registrati e vengono classificati questi indizi è un tipo di testo che proviene dalla pratica. Quindi è una sorta di distillato della pratica. Non c'erano Sì, il famoso compendio, no? Cioè, sì, però ecco, diciamo, le pratiche criminali appunto sono anche state studiate molto da Mario Sbriccoli, che è questo storico del diritto penale che le ha studiate molto, e è proprio un tipo di letteratura giuridica estremamente interessante perché non è come moltissimi altri testi giuridici generalmente strutturati, e lo vediamo anche proprio graficamente nel testo a stampa, come commentario a un corpus dottrinale come potevano essere i corpora iuris di Giustiniano, no? Cioè anche nei testi a stampa abbiamo il testo e la glossa attorno, e lì siamo sempre in un tentativo dei giuristi però eruditi che cercano di riadattare al contesto dei testi che erano diciamo legati a un contesto storico molto precedente, però lì siamo più nella teoria. Per le pratiche criminali sono proprio dei distillati della pratica, vengono dalla pratica, e anche come diceva Bianchi in questa introduzione al suo trattato degli indizi, venivano dall'esigenza di aggiustare gli errori che lui vedeva nella pratica. Probabilmente sarebbe molto interessante provare a incrociare questo tipo di letteratura che viene dalla pratica e leggere le carte processuali, magari andare a pescare, e so dove sono le carte di ingegneri, quindi sarebbe molto divertente andare lì e provare a vedere se per caso lui trascrive o descrive o motiva, sapendo però che in generale si riporta un interrogatorio, si riporta una testimonianza, certo. nella testimonianza, e anche qui dialogo tra pratica e testimonianza, si tende sempre a sottolineare l'esigenza di riportare le reazioni dell'interrogato, cioè il pallore, il tremore. Questo è un altro tipo di giudizio visivo sul corpo del reo, che però era funzionale a detettare il mendacio. Quindi questo è un aspetto che è un pochino più studiato, però avvenendo nell'interrogatorio si dava conto e si diceva anche a chi redigeva la carta processuale e descriveva ciò che stava succedendo nell'interrogatorio, proprio di prendere nota del tremore, del pallore, perché questi erano tutti degli indizi. Per disporre la tortura, questo è qualcosa che rimane nell'arbitrio del giudice, quindi probabilmente è anche qualcosa che forse può essere difficile da trovare nelle carte, perché proprio appunto rientra in questa scatola dell'arbitrium del giudice che proprio in quanto tale probabilmente non è reso nelle carte processuali, certo. Però uno sguardo alle carte processuali con questa ottica qui, voglio dire,
gli ambasciatori veneziani, quando descrivevano chiaramente tutti i personaggi con una descrizione fisica e fisionomica accuratissima, può essere che si trovi anche un tipo di descrizione nelle carte processuali. Quindi sì, cioè, però ecco, mi viene da dare la risposta un po' deludente, cioè, nel senso che questa è una cosa bellissima da fare, e proprio magari appunto provando a incrociare questo tipo di letteratura che viene dalla pratica con un altro modo di vedere il processo, però sì, senz'altro. Grazie. Grazie. La parola a voi. Ne approfitto, grazie mille, è stato veramente molto intenso e hai dato delle spiegazioni anche molto estremamente chiare. Penso che nessuno di noi qui dentro abbia un background di storia giuridica ed è stato molto facile seguirti e nello stesso tempo molto serio e approfondito, quindi ti ringrazio molto. Ti ringrazio a maggior ragione anche perché, ricollegandomi a quello che ha detto Valentina un secondo fa, io mi sto occupando proprio adesso di un processo criminale che si svolge a Bologna nel 1630, negli anni 30 del 600, in cui in realtà il reo è paradossalmente un ritratto eseguito in carcere di una persona, di una persona diciamo accusata di aver sostituito una persona morta 20-30 anni prima. Quindi una cosa estremamente complessa che tiene attaccata, diciamo, alla Corte di Roma dove si svolge questo processo. Tutta Italia ne parla anche Galileo nelle sue lettere con il suo segretario. E effettivamente quello che hai spiegato oggi è stato molto utile perché effettivamente la fisionomia svolge un ruolo centrale nello svolgimento di questo processo criminale, assieme però anche a tutta quanta una serie di altre discipline ancillarie che mi ha stupito molto scoprire, tra cui anche, diciamo, non so se il termine è giusto, ma uno studio della calligrafia come specchio dell'anima Sì, se siamo a Bologna ha dell'individuo. senso, sì. Scusami, poi ti... No, appunto, mi chiedevo se in qualche modo, dal tuo punto di vista di storica del diritto, questa cosa ha senso e in che modo appunto assieme alla ritrattistica, assieme alla fisionomica, tutta una serie di universi semantici vengono convocati, chiamati in causa in questi ambienti proprio per cercare di stabilire uno che diciamo il problema chiave alla base di tutto questo, chi siamo e come possiamo definirci in un'epoca come il 500 e il 600 in cui non esistono registrazioni ufficiali. Ho visto nel tuo articolo parli anche molto del libro di Gröbner sull'identità e appunto su come stabilire chi siamo. Ecco, mi rendo conto che non è una domanda, ma se tu avessi magari qualche cosa in più, qualche ulteriore commento su questi aspetti. E comunque è stata veramente una bellissima introduzione a questa iniziativa di quest'anno vostra, quindi vi faccio i complimenti a tutti quanti anche per l'organizzazione e per il tema, è stato molto bello, grazie. Fantastico, grazie mille e mentre parlavi appunto mi sono resa conto che in qualche modo sono sempre rimasta un po' nella mia bolla fisionomica, però questa faccenda delle condanne in effigie e di altri modi in cui la fisionomica come funzionale alla riproduzione artistica, alla ritrattistica in qualche modo entra nel tribunale anche attraverso proprio le immagini dei rei, quindi sicuramente questo è un aspetto che appunto oltre a voler sapere leggere quello che scriverai su questo processo perché mi sembra interessantissimo, però sì, cioè penso valga la pena incrociare un po' queste dimensioni perché appunto può essere che anche tutti questi paradigmi artistici
entrino nei tribunali insieme alle persone non so se ci sono, appunto immagino anche studi su chi eseguiva i ritratti, che tipo di rapporto c'era nei tribunali tra chi eseguiva i ritratti e diciamo gli addetti ai lavori del diritto. Nello specifico il reo era in carcere. Scusami Mattia, se no non ti sentono da casa. Sì, scusate, nel caso specifico non voglio sottrarre tempo anche alle altre domande, per carità, ma è molto curioso perché nel caso specifico il reo si trovava in carcere a Tordinona, a Roma, e il ritratto viene eseguito da un altro carcerato, un tale Ciccio Napoletano. Ho cercato di individuare, ma naturalmente era uno sventurato che senza arte né parte. Comunque effettivamente poi mi sono anche chiesto in che modo poi le mancate capacità artistiche di una persona che probabilmente possono aver influito poi esattamente sulla qualità del ritratto. Perché se l'ha fatto brutto esattamente, no, adesso noi stiamo scherzando, però naturalmente questa era a tutti gli effetti una prova, vengono anche fatte delle copie, vengono mandate in giro, nel caso specifico a Bologna, e effettivamente una prova importante poteva essere inficiata, questo per uno storico del diritto è un aspetto importante, dalla bassa qualità. Immagino che non sia un aspetto... Diciamo, il processo era a Bologna e lui si trovava a Roma e fanno il ritratto per quale motivo? Il processo si svolge a Roma e l'imputato è incarcerato a Roma, sì. Però la chiave del processo sta nel fatto che questa persona afferma di essere una persona morta 30 anni prima. Questa persona era un nobile bolognese e durante il processo vengono convocati amici, familiari, tra cui per esempio Guido Reni. La ragione per cui mi sto occupando di questo è perché Guido Reni è tra i teste che vengono convocati e viene giudicato il ritratto eseguito a Roma di questo personaggio che sta in carcere a Roma da questo gruppo di amici, familiari bolognesi. E effettivamente c'è questa componente, diciamo, l'artista scarso che fa probabilmente un ritratto scarso, in che modo questo poi ha un impatto effettivo nello svolgimento dell'attività processuale. No, è interessantissimo. Rispetto forse alla questione che dicevi della grafologia in qualche modo, allora lì, cioè, se siamo a Bologna mi viene in mente Camillo Baldi e chiaramente lì siamo esattamente in questo mondo mentale qui, cioè autore di un commentario alla fisionomica di Aristotele, tardo, perché comunque è un momento in cui si sapeva già che non era proprio Aristotele, ma era pseudo, e però anche lì un commentario accademico, medico, in cui si commenta Aristotele utilizzando la medicina, e anche un autore di un altro tipo di sapere, di un libro appunto proprio sulla grafologia. Quindi può essere che ci sia non so se l'hai visto, questo trattato non mi ricordo il titolo esatto, però è stato curato da Alessandro Fontana, un'edizione con una sua introduzione. E poi se vuoi te lo cerco e ti mando i riferimenti, però ecco, rientra in questo mondo per cui si ricerca l'interiorità da segni esteriori, e il segno esteriore può essere appunto un segno sul corpo, ma anche un segno più legato a come uno scrive, un po' lo stesso universo mentale. Non è un caso appunto che Camillo Baldi sia autore di entrambi questi testi. Te lo cerco comunque. Grazie mille insomma, per la conferenza. E volevo sapere, mi era venuto in mente per curiosità, mentre Casoni, cioè avevo visto le categorie di Casoni e mi chiedevo quanto questi elementi potessero pesare diversamente tra uomo e donna, cioè se ci fossero nel giudizio, cioè quanto potesse effettivamente pesare il sesso, perché c'era proprio scritto nelle prime categorie, mi sembrava che ci fosse proprio questo elemento, quindi insomma per capire se ci fossero queste differenze. Cioè.
Sì, è una questione interessantissima, grazie. Devo dire che non l'ho mai, non l'ho mai analizzato da questo punto di vista qui, e in ogni caso non mi pare ci sia un riferimento, almeno per quanto riguarda la fisionomica, no, non c'è un riferimento specifico alla questione del genere. Però dovrei ragionarci un attimo, perché non è appunto... Magari se ritorniamo un po' lì e mi dici dove... Vediamo se riesco a ritornare. Casoni, quella slide con Sì, con tutti i gruppi. certo. Allora, vediamo un po'. Sì, esatto, Sì. questi sono tutti gli indizi. Sì, 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 sì. Sì, lì dovrei proprio vedere, francamente non mi ricordo a cosa si riferisce lì sono appunto indizi legati alle qualità delle persone, quindi probabilmente sì, dovrei proprio andarlo a vedere. Sì, più all'individuazione, penso, del tipo di persona di cui stiamo parlando. Mi viene in mente se può essere legato alla questione delle presunzioni e alla questione della maternità. C'è tutta una riflessione sulla maternità e sulla presunzione, e anche lì sul segno di aver appena partorito, quindi avere latte come un segno di aver appena partorito. I giuristi fanno tutta una riflessione molto ampia, e questo rientra nella riflessione sui segni e sugli indizi. Quindi forse può essere che lì si riferisca a questo tipo di questione, però sì, dovrei andare a vedere. No, vedevo che anche, per esempio, le raffigurazioni presenti erano comunque maschili, Sì, sì. e quindi tutta anche, volevo, insomma, mi incuriosiva sapere in questa evoluzione trattatistica quanto variasse questo tema, quindi grazie. Sì, no, è interessantissimo, è sicuramente un aspetto che vale la pena. Non credo sia neanche un aspetto che è stato particolarmente studiato, quindi probabilmente andrebbe proprio ricercato. Grazie. Beh, innanzitutto la ringrazio anch'io. Io invece avevo una domanda sulle illustrazioni di questi trattati, perché lei prima ha detto questa è l'unica edizione che ho trovato illustrata. Di ingegneri. Sì, di ingegneri. Quanti di questi trattati erano effettivamente illustrati? Poi mi sembra che lei all'inizio avesse detto che a un certo punto Venezia diventa un po', diciamo, patria della stampa per questo tipo di testi. Riusciamo a capire quanti di questi fossero illustrati? Cioè, lei ha guardato queste cose o da che cosa dipendeva? Se erano quindi famosi, quindi c'erano tante ristampe, o se era proprio... Cioè, Sì, se lei ha individuato un criterio. No, ecco. grazie, è una domanda interessantissima anche questa, e di fatto la fisionomica rimane una scienza in cui i segni vengono descritti testualmente. Allora, ad esempio, nei commentari accademici un tipo di illustrazioni è legata proprio al sillogismo, no? E quindi, ad esempio, c'è il commentario di Agostino Nifo, che è interessantissimo, e che ha appunto tutta una serie di rappresentazioni grafiche per individuare il rapporto tra un segno, il parallelo, ad esempio, con l'animale, e il tipo di inclinazione, per rendere questo visivo. Probabilmente aveva anche un significato mnemotecnico, immagino. A partire, se non sbaglio, è nel 1520 o nel 1521, ma non è un'edizione veneziana. C'è un trattato di fisionomica di Jacopo di Indagine
in cui compaiono delle raffigurazioni, ci sono proprio le immagini e si parla sia di fisionomica che di chiromanzia che di metoposcopia, e anche lì ci sono i segni anche sulle mani e anche i segni sulla fronte. Anche la metoposcopia di Cardano ha le illustrazioni, ma quella è pubblicata molto dopo. Diciamo che quello che lavora di più sulle illustrazioni e che forse appunto è stato studiato anche dal punto di vista delle illustrazioni, ma probabilmente bisognerebbe proprio studiarlo come tipo di prodotto editoriale in sé, come anche con la funzionalità e la finalità che le immagini avevano, è il Trattato di Della Porta. Certo. In cui lì le illustrazioni sono bellissime, c'è proprio molto lavoro e molto interesse, molta attenzione alla cura delle illustrazioni. Sono molto famose quelle sul parallelo tra la fisionomia del volto umano, del corpo umano, e quella dell'animale corrispondente, perché Della Porta questo è uno degli aspetti che dal punto di vista iconografico sviluppa molto. E però ci sono anche delle edizioni in cui ad esempio compare anche quel volto concavo che vi ho mostrato. Una delle due immagini è proprio presa dall'illustrazione di un'edizione seicentesca, mi pare, della fisionomia della Porta. Quindi ecco, lì c'è proprio un po' la svolta, se vogliamo, in questo tipo di rapporto tra il testo e l'immagine. Poi ci sono tutti gli studi di Domenico Laurenza, che lui ha lavorato su Leonardo, e lui ha proprio nel suo libro De Figura Umana ha proprio mostrato come in qualche modo Leonardo sia quello che ha rivoluzionato lo studio della fisionomica, mettendo al centro proprio l'immagine. E quindi anche se parte da uno studio anatomico, cioè l'interesse è proprio quello di studiare la forma e dalla forma riuscire a capire l'espressione dell'interiorità e delle emozioni. Ecco, lui appunto in questo studio afferma che Leonardo è un po' quello che ribalta un po' la frittata di una scienza che prima era e rimane ancora per molto tempo puramente testuale. Grazie. Sì, intanto grazie, perché veramente è stata una lezione interessantissima, complessa, con molte diramazioni. Purtroppo io devo anche andare via, ma volevo chiedere una cosa, cioè fare una considerazione rispetto a, sappiamo che la popolazione del tempo, stiamo parlando di 400-500, i numeri dicono, le percentuali dicono anche del 50%, era composto di persone che erano cieche, storpie e con varie problematiche, che fino a un certo punto sono collegate a un giudizio morale. E poi con la nascita poi degli ospedali e la specializzazione si comincerà a vederli in un altro modo. Ecco, mi chiedo, rispetto a questa quantità, perché c'era una parola all'inizio che è normalità, no? Era difficile da applicare questo aspetto, o se i trattati di fisionomica ne facevano una categoria a parte? No, questo portare un po' la mia attenzione, che è sempre sulla carta e sui trattati, alla realtà, diciamo, è un esercizio estremamente interessante che in effetti vale senz'altro la pena di fare. Non ci sono riferimenti a questo tipo di categorie. Cioè è proprio è comunque diciamo, il canone di questi segni fisionomici è veramente dato dal testo aristotelico, che poi viene integrato dall'esperienza, commentato, però i segni sono sempre quelli e vanno attorno a quelli. E appunto l'analisi di quella che è in qualche modo il criterio della deformità, che viene definito secondo me proprio in questo contesto, in questo momento, è proprio qualcosa che viene associato anche e soprattutto in questi trattati medici a una cattiva natura.
Poi appunto c'è tutta la riflessione che è anche interessantissima e che si sovrappone in parte a quella che stiamo facendo, che è quella sui mostri, che è un'altra categoria. Però ecco, diciamo che le categorie di pensiero di questa letteratura qui sono queste, e soprattutto per quanto riguarda i segni fisionomici è proprio appunto l'idea è quella aristotelica della medietà, e quando si devia, ci si allontana da questa idea, poi appunto più o meno numericamente definita o raffigurata, allora c'è qualcosa nella complessione che ha questo sistema di equilibrio tra umori e temperamenti e dettagli anatomici, che fa sì che l'inclinazione morale sia cattiva, con tutta una serie di sfumature di questa negativa inclinazione morale. Però questo, se rimaniamo appunto a questo livello estremamente superficiale e probabilmente ristretto a una gamma di lettori che era piuttosto limitata, anche se comunque appunto come ho mostrato ci sono dei trattati e dei dialoghi che sono in volgare, ma comunque sono dei testi che sono comunque destinati a un lettorato, però sì, è comunque qualcosa su cui vale senz'altro la pena di ragionare, proprio perché comunque adesso sento questa esigenza di uscire dal trattato e di andare nella vita vera, quindi insomma, grazie. Buonasera e grazie infinite anche da parte mia dell'intervento veramente illuminante. La mia curiosità nasce dalla diversa reazione degli ambasciatori alla tematica che abbiamo trattato oggi, e cioè la reazione dell'ambasciatore inglese di cui parlavamo e di quello spagnolo. E dal distacco del mondo anglosassone tramite l'ambasciatore inglese viene poi la mia domanda: quanto questi studi e questo modo di approcciare i processi tramite anche la fisionomia è figlio del mondo cattolico, e quanto la riforma protestante e poi la controriforma cattolica hanno, diciamo, un impatto dirompente sull'utilizzo, immagino poi sovrapponendosi anche ai tribunali e ai processi dell'Inquisizione, su questa tipologia proprio di giudizio morale che è profondamente cattolico, cioè il nostro male che si esprime tramite la nostra stessa natura fisica e viceversa, quanto anche alla luce dei processi che poi nel Cinquecento verranno anche a dover verificare l'appartenenza o meno al genere umano delle popolazioni native americane, e quindi assimilabili agli animali, assimilabili a degli umani degenerati. Ecco, quanto tutto questo pesa nella divulgazione di questo tipo di approccio all'interno di un processo. Grazie. Beh, grazie, e qui si aprono tantissime parentesi, quindi davvero, insomma, cerco giusto magari di dare qualche indicazione, però questi sono tutti temi che sono emersi nella tua domanda, sono questioni assolutamente fondamentali. Allora, questo testo di Pellegrini è interessante perché appunto mette in scena questa dimensione confessionale che è ancora tutta da studiare e che però è interessantissima. È interessante che sia proprio il protestante che dice e sottolinea che è un sapere non valido, mentre il cattolico difende questo tipo di sapere. Allora, la questione interessante è un po' il contesto in cui si svolge la critica, e il contesto è comunque un contesto, diciamo, cattolico, tra virgolette. Il problema è proprio, e è il problema che pone la fisionomica a un certo punto, e è il motivo per cui la fisionomica nel 59 entra come disciplina nell'indice dei libri proibiti, e poi però rimane sempre un po' sul crinale tra le discipline lecite e non, con il criterio della naturalità come un elemento discriminante. Allora, da un lato il problema è quello del libero arbitrio e il problema della, diciamo, della possibilità di prevedere i comportamenti
che chiaramente questo è qualcosa che la cultura cattolica, soprattutto la cultura della Controriforma, non può tollerare. E è su questo tipo di critica che si svolge tutto il dibattito all'interno del dialogo, e è per questo che è particolarmente interessante che sia proprio il protestante che dice no, non è una scienza pericolosa, perché quindi non servirebbero le leggi, perché se tutto è già in qualche modo predeterminato dall'aspetto fisico, non si può fare nulla, allora le leggi ad esempio non servono. E è proprio lì questa critica permette chiaramente nella funzione del dialogo a Pellegrini di sottolineare il fatto che si tratta di un sapere congetturale che permette solo di accedere alle inclinazioni morali e non all'effettivo comportamento. E questa è la linea difensiva che troviamo in tutti i paratesti dei trattati di fisionomica dopo appunto gli anni 60. Non a caso tantissimi si intitolano Fisionomia naturale e si cerca sempre di sottolineare questa dimensione naturale e legata alla medicina, che permette di distinguere la fisionomica dall'astrologia, soprattutto dall'astrologia giudiziaria, che poi nell'86 con la bolla Celle Terre di Sisto V viene assolutamente condannata. E lì è proprio dove si gioca la liceità o meno della fisionomica. Quindi questo è un tema appunto interessantissimo, sarebbe ancora più interessante, e non è ancora stato studiato e bisognerebbe farlo, capire bene dal punto di vista protestante se ci sono, e ci sono, delle fisionomiche protestanti, e quali sono gli elementi che vengono sottolineati lì. Come? Mm-hmm. Sì, totalmente. Dall'altro lato però, diciamo, questa dimensione congetturale della fisionomica è qualcosa che viene difesa e sottolineata anche nei dibattiti accademici che vogliono valorizzarne la natura scientifica. Quindi diciamo sono due facce di una medaglia che è la stessa e che produce comunque lo stesso effetto, da un lato a difendere solo gli aspetti naturali della fisionomica, e secondo me questo è uno dei motivi per cui comunque Ingegneri non pubblica niente mentre è in vita. Ci sono anche degli altri aspetti, però diciamo questo è uno, è comunque un sapere pericoloso, soprattutto se è un vescovo a scrivere un trattato di fisionomica. Però ecco sì, sarebbe veramente interessantissimo cercare di capire e di leggere scritti di fisionomica di autori protestanti per vedere un po' quali sono le differenze. E poi vabbè sì, il tema, e questa è una cosa che veramente sarebbe da fare, mi piacerebbe dedicarci un po' di tempo, capire cosa cambia quando si entra in contatto con l'America. Allora lì c'è tutta la questione della ritrattistica degli imperatori americani. C'è André Tevet che appunto fa questa bellissima raccolta di ritratti e di vite, e è anche lì qualcosa da capire, cioè come diciamo la scoperta e il venire in contatto anche con elementi non solo umani ma anche naturali, nuovi e diversi, trasforma la medicina, che immediatamente prende atto di tutta una serie di altri prodotti che possono essere utilizzati a scopi medicinali. Cioè capire se questo incontro produce qualcosa a livello di fisionomica. Quindi sì, cioè questo è sicuramente un'altra lente che va appunto utilizzata per cercare di capire cosa cambia. Grazie a lei. A te. Altre domande? Bene. Direi che il primo appuntamento del seminario di quest'anno si conclude qua. Io vi ringrazio moltissimo per la vostra partecipazione, ringrazio moltissimo Manuela per questa bellissima primo incontro del ciclo di quest'anno, e ci ritroviamo il 1° febbraio con un nuovo appuntamento. Arrivederci a tutti.